Sparatoria a Dallas durante una manifestazione contro l'uccisione di 2 afroamericani da parte di poliziotti. 4 agenti sono morti, altri 7 feriti, alcuni dei quali in modo grave. A colpirli sarebbero stati 2 cecchini. La protesta che si stava svolgendo riguardava i 2 gravi episodi avvenuti in Minnesota e in Louisiana nel giro di 48 ore. Manifestazioni erano state organizzate anche a New York, Chicago e in altre città. La notizia dell'attacco ai poliziotti ha raggiunto Obama a Varsavia, dove si trova per il vertice NATO. Poco prima il presidente statunitense aveva commentato le violenze nei confronti degli afroamericani. Non è solo un problema dei neri, non è solo un problema degli ispanici, è un problema degli americani e dovrebbe stare a cuore a tutti. Tutte le persone imparziali dovrebbero sentirsi coinvolte. Ci sono problemi nel nostro sistema giudiziario. Ci sono pregiudizi, consci e inconsci, che devono essere sradicati. A Baton Rouge, in Louisiana, un agente aveva freddato Alton Sterling. 2 giorni dopo, un altro giovane di colore, Philando Castile, è morto per mano di un poliziotto a Falcon Heights, in Minnesota. Il governatore dello stato, Mark Dayton, ha auspicato un'inchiesta federale indipendente sull'accaduto.